Capitano Matteo Vecchi, uno dei grandi protagonisti di questa partita, con i tuoi interventi, diciamo, hai salvato il risultato più volte, un pareggio che comunque può essere giusto per questa partita, cos'è che non ha permesso a Scandiano di vincere? E, secondo me abbiamo fatto una buona partita a livello di testa, forse qualche volta non siamo stati al top al 100%, dobbiamo lavorare su questo, è questo che non ci ha permesso di vincere la partita stasera, e comunque abbiamo fatto una ottima partita per quello che oggi eravamo in grado di dare e ci abbiamo messo il cuore fino alla fine, fino agli ultimi secondi siamo stati lì a lottare per portare a casa la partita, ecco. Un campionato in linea con le aspettative, forse anche qualcosa in più, un terzo posto che è da mantenere. Secondo te sarà la partita con Reggio domenica, un grande derby? Cosa prevedi per questa gara? Allora, io ripeto, non prevedo niente, però noi siamo consapevoli che abbiamo dei certi obiettivi e vogliamo ottenere dei certi risultati, quindi stiamo lavorando per questo e sicuramente tutte le settimane siamo qua per lavorare, metterci il cuore, metterci la testa e per riuscire poi a rendere il sabato e la domenica nel miglior modo possibile. E adesso dobbiamo cercare di continuare a lavorare e abbiamo visto stasera altri punti su cui dobbiamo metterci un po' mano e cerchiamo di arrivare fino in fondo al meglio possibile. Un'ultima cosa a livello personale, o comunque di voi portieri, tu e Jacopo Arveggi, Scandiano è tuttora miglior difesa e quindi va dato atto anche ai tuoi compagni ma anche a voi, che state facendo un grosso campionato. Ma io ripeto sempre, se il portiere prende 0 gol non è merito soltanto del portiere, ma è merito di tutta la squadra. Come quando un portiere prende gol non è colpa solo del portiere, ma è colpa di tutta la squadra. Quindi io penso che sia un risultato abbastanza collettivo questo e riconosco che Jacopo ed io siamo due bravi portieri, però dobbiamo ancora lavorare tanto entrambe. Però i complimenti vanno a tutta la squadra perché veramente senza di loro non era possibile questo risultato. Grazie mille. Grazie. Grazie.